siamo con il presidente regionale dell'Ascom Commercio, Alberto Marchiori, e alla vigilia di una festa importante che si svolgerà il 13 di luglio ed è il 70° di fondazione dell'associazione. Sì, 70 anni di fondazione dell'associazione di Pordenone, che insieme all'Ascom di Udine è stata fra le prime ad essere fondata. Una responsabilità importante che ci fa guardare al passato con orgoglio per quello che è stato fatto, ma che ci fa pensare soprattutto al futuro. Oggi, il 5 giugno, qui in Ascom c'è un'iniziativa rilevante che viene presentata ed è il piano marketing dell'associazione. Ci vuole dare qualche spunto, Presidente? Sì, il piano marketing parte da un'esigenza molto precisa di avere un'attenzione migliore, una vicinanza ancora maggiore nei confronti del socio e anche dei non soci, per trasmettere loro, ma soprattutto per ascoltare da loro quelle che sono le esigenze e per poter progettare insieme a loro il futuro delle loro aziende, il futuro dell'associazione, e per poter incidere maggiormente anche nei confronti delle istituzioni. In aggiunta a questo, noi dobbiamo fare poi, come faceva la vecchia democrazia cristiana, il giorno dopo le elezioni incominciare ad essere vicini ai nostri soci. Quindi una vicinanza sempre maggiore col socio, col vostro socio. Sì, una vicinanza maggiore, ma soprattutto anche la possibilità di far conoscere con una miglior comunicazione ai soci e ai non soci quegli strumenti innovativi che l'associazione oggi mette loro a disposizione. Essere soci in Ascom a Pordenone con soli 190 euro per avere dalla carta di credito fatta a livello nazionale con Deutsche Bank, appoggiabile su qualsiasi banca a livello locale, alla convenzione ACI che crea tutta una serie di agevolazioni, a una copertura assicurativa per ricorsi di natura legale, comprese cause di lavoro penali e civili, e con una copertura massima di 15.000 euro e di 5.000 euro per ogni eventuale ricorso. Una copertura che sa di operazione tecnica in termini di servizi, ma che è anche una risposta politica ad un atteggiamento vessatorio che lo Stato da anni perpetua nei confronti delle nostre micro, piccole e medie imprese. Noi con questo vogliamo, tra virgolette, metterci una pezza a fronte di una incapacità politica di risolvere i problemi della burocrazia e delle vessazioni che molte istituzioni dello Stato portano avanti nei confronti dei nostri soci.